prontissimi per andare ad analizzare tutti i temi che ci ha regalato soprattutto l'anticipo di questa sera Napoli-Torino, con Conte che può analizzare tanti aspetti positivi al netto del fatto che sono tante giornate che la porta del Napoli non rimanga inviolata. Con il nostro Gianluigi Nongari ricapitoliamo tutto. Ben ritrovato. Ciao Deborah, un saluto a te, ovviamente anche ai nostri telespettatori. Proprio così il Napoli vince e convince anche contro il Torino, nonostante qualche difficoltà proprio nei minuti finali, quando i Granata di D'Aversa hanno provato a riaprire la partita, arrivando però soltanto a segnare il gol del 2-1 con cui il Napoli ha battuto la formazione Granata. Poi di seguito il dispiegarsi di tutto il turno di questa giornata di Serie A, a partire da Cagliari-Como, passando per Atalanta-Udinese, poi Juventus-Pisa, sino alle gare di domenica con Lecce-Cremonese, Bologna-Verona, Fiorentina-Parma, Genoa-Roma e ovviamente il super derby della Madonnina, che può realisticamente spingere l'Inter in caso di successo a più 13 sulla sua più diretta contendente, ovvero i rossoneri. Questa è la classifica, questi sono i 3 punti in più che ha fatto Antonio Conte con il suo Napoli, portandosi momentaneamente a -1 dal Milan, chiaramente in attesa di quello che accadrà domenica sera. Buonasera al nostro Alfredo Pedulla. Ciao Alfredo. Ciao Deborah, buon venerdì a tutti, buonasera a voi. Senti, i segnali positivi del Napoli, secondo te, possono dar vita a una nuova lotta a scudetto o è troppo tardi? No, possono dar vita a un buon finale di stagione, una partita importante. Il Torino ha bucato completamente l'approccio, il Napoli ha giocato una partita vera, ha subito questo gol alla fine, ma il Torino non è stato quasi mai davvero in partita. Possono consentire al Napoli di blindare la zona Champions, che è il minimo sindacale. Ne parleremo anche con l'avvocato Rossetti, ben ritrovato. Buonasera Deborah. Con Alberto Scotta, ciao Alberto. Ciao Deborah, un saluto a tutti gli spettatori. E con il nostro bomber, buonasera Geda. Ciao Deborah, ben ritrovata. Ciao. Vedo prontissimo il nostro corrispondente da Napoli che ha seguito per noi il match del Diego Armando Maradona e ci racconta già le prime sensazioni del post gara con le parole di alcuni dei protagonisti, Vincenzo Credendino. Buonasera Vincenzo. Buonasera Deborah, buonasera a tutti coloro che sono in studio e che ci seguono da casa e su app. Si raccolgono innanzitutto le sensazioni dei tifosi che nei minuti antecedenti all'inizio della diretta affollavano il piazzale alle mie spalle, e più che speranza per lo scudetto, dove effettivamente i punti ormai sono troppi, c'è un po' di rammarico per come si è sviluppata questa stagione, con tanti infortuni innanzitutto e anche con qualche passaggio a vuoto, punti persi troppi probabilmente in delle partite. Si pensa a quella d'andata proprio contro i Granata di recente, punti persi contro il Verona. C'è la sensazione che questa squadra effettivamente poteva dare qualcosa di più, innanzitutto chiaramente in Champions League, ma anche in campionato, dove la distanza abbastanza ampia che mostriamo in termini di punti con l'Inter poteva forse essere più corta e regalare un finale diverso per quelle che sono state le pur buone sensazioni che ha dato il Napoli questa sera. Dicevi di quelli che sono stati gli ingressi di De Bruyne e di Anguissa, dovevano saggiare il campo dopo tanta assenza. Il belga si è presentato tirato a lucido e qualche scatto questa sera, qualche allungo, ha dimostrato come la condizione sia di quelli che sia di quelle che possono confortare per il finale di questa stagione, così come Anguissa aveva già svolto 45 minuti, sostenuto 45 minuti nell'allenamento congiunto contro il Giuliano. Anche questa sera mister Conte gli ha regalato 45 minuti di gioco, risposte tutto sommato positive. Come dicevate poc'anzi, il Napoli è stato tutto sommato in controllo della partita per quasi tutto lo svolgersi del match, concedendo al Torino una rete nel finale, e poi, come spesso accade, c'è anche un po' il braccino, l'ansia che non ti fa giocare bene magari negli ultimi minuti di gara. Comunque, ripetiamo, sicuramente un risultato meritato da parte degli uomini di Conte. Note positive: Alisson Santos, ancora una volta è lui l'uomo capace di creare scompiglio nella tre quarti. Si attendono responsi innanzitutto per quelle che sono le condizioni di Vergara, uscito anzitempo per un fastidio alla pianta del piede, a quanto ci è sembrato di capire. Siamo in attesa nei prossimi minuti di aggiornamenti. Ecco, allora, ci sono già le parole dei protagonisti, di Conte per il post gara, o torno tra poco, Vincenzo? So che c'è una storia del fratello di Anguissa?
Di Alisson Santos. Di Alisson Santos. Sì. L'ha pubblicata proprio nel post partita e si vede nella chat tra i due in portoghese, però più o meno si può tradurre all'impronta. E noi abbiamo il calciatore qui brasiliano allora si può fare perfettamente, insomma, mi correggerà poi se sbaglio nel caso, ma Alisson preannuncia in qualche modo il gol, dice questa sera vedrai un Alisson in grande forma, con dribbling, mi sento bene, ho sensazioni positive, se Dio vorrà arriverà anche il gol. Evidentemente, insomma, c'è stata la volontà decisiva. Quindi, insomma, Geda, al netto di qualsiasi autogufata, non sono scaramantici in famiglia. Assolutamente no, e soprattutto devo dire che la spavalderia di Alisson mi piace molto, perché comunque, guarda, a vederlo in campo, Deborah, è arrivato davvero con un piglio molto, cioè, di grande coraggio, di personalità, un giocatore che prende la palla e non la scarica quasi mai, la punta sempre tutte le volte. Grande fiducia, secondo me è questo tipo di giocatori, secondo me, che ha bisogno il Napoli, perché vedi, le partite sono sempre bloccate, sono sempre difficili poi descardinare le difese, poi soprattutto quando si abbassano, tu lasci lì Højlund a fare la lotta con tutti, però non è sempre facile. Però con un giocatore come Alisson, ovviamente, che fa la superiorità numerica, secondo me può essere un'arma veramente molto determinante per Conte in questo finale di stagione. E invece, andando ad analizzare, poi torniamo anche sulle note positive, con il ritorno abbiamo detto di De Bruyne e Anguissa, però andando ad analizzare, Alberto, la questione Porta, che è da un po' di tempo che non è inviolata? I clean sheet non sono affare del Napoli quest'anno, buon o malus per tutti quelli che giocano a fantacalcio col portiere del Napoli, anche se questa volta non è servito a togliere punti al Napoli, però probabilmente anche questi continui cambi, causa tipicamente gli infortuni, abbiamo visto che si è fatto male sia Meret che Milinković-Savić durante la stagione e non c'è stato un portiere continuativo nella porta degli azzurri, Conte non è riuscito a trovare la quadra, anche la difesa ha avuto parecchi infortuni e si sono succeduti diversi difensori centrali e credo che questo sia stato la cosa peggiore per il Napoli insieme ad Anguissa, perché Anguissa nel motore sicuramente fa sì che il centrocampo del Napoli possa filtrare Elmas e tutt'altro giocatore. Quindi staremo a vedere cosa succederà, anche perché io sono molto curioso di vedere come Conte riuscirà a motivare i suoi ragazzi per un obiettivo che ad oggi sembra già quasi raggiunto, ma mancano ancora diverse giornate, quindi Conte, che fa delle motivazioni una delle sue armi migliori, sono curioso di vedere come riuscirà a tenerli in alto questi ragazzi. E abbiamo le prime parole di Conte subito dopo questa vittoria non scontata. Vincenzo. Sì, a proposito di Elmas arriva subito un commento tra sacro e profano. Aspettiamo i progressi di giovane, non ci dimentichiamo Sant'Elmas. Quest'anno dovremmo fargli una statua. Non solo, parole di elogio anche per Alisson Santos, che dice sta entrando nei meccanismi. Gli chiedo di non essere timido, oggi non lo è stato, ma in altre partite sì, deve provare a fare il colpo, saltare l'uomo. Non è un problema l'errore, ma mi arrabbio, afferma il salentino, se fa cose semplici e non salta l'uomo. Quindi un po' quello che dicevamo anche poc'anzi, Antonio Conte chiede molto spesso e volentieri alla sua squadra di isolare quelli che sono i trequartisti alle spalle della punta per far sì che possano procedere con una giocata, nel liberarsi al tiro, con un dribbling, in modo da creare superiorità numerica decisiva. E poi chiaramente un accenno impossibile non farlo a quello che è il ritorno di Anguissa e di De Bruyne. Sembra non siano mai andati via, afferma Antonio Conte, ma se ne sono andati. Ci siamo ritrovati senza loro per tanti mesi, ma la forza di questa squadra è che non abbiamo mai cercato l'alibi dell'assenza. Un accenno anche su McTominay molto importante, perché dice speriamo questa settimana di poter riuscire a far sì che lo scozzese possa tornare assieme a noi. Qui, Alfredo, abbiamo pensato la stessa cosa. Tutta Italia. Ma dai, che non abbia mai cercato, cioè, Conte pensa che noi siamo degli stupidi, cioè, che non abbia mai cercato l'alibi delle assenze. Cioè, ma perché lo ha detto? Non era necessario. Ma no, secondo me non stava parlando Conte. Secondo me stava parlando un altro e hanno sbagliato attribuendolo a Conte. Come fa a dire che non abbiamo... sono 2 mesi che parla soltanto delle assenze. Non era Conte, dai, era Stellini, oppure era prima del caffè il magazziniere. Non penso in questo momento noi siamo sul punto di commentare delle dichiarazioni di Conte.
Avvocato, È una vita che parla solo ed esclusivamente degli infortuni, di una stagione disgraziata, tra l'altro una stagione non in linea con gli investimenti che ha fatto il Napoli, e poi adesso dice che non ha mai parlato degli infortuni, quindi rettifichiamo, errata corrige, dobbiamo mettere un'ultima ora, non era Conte ma era il custode del Maradona. Chissà se il nostro Alessandro in coordinamento la scelta come ultima ora con Conte, aperte le virgolette, non abbiamo mai avanzato l'alibi degli infortuni. In questi casi, avvocato, in tribunale come si fa quando ci sono queste uscite? Ma mi viene facilmente dire una falsa testimonianza o una roba del genere, però anche se non è una parte processuale, ma giusto per far la battuta. Però ecco... Meno male che c'è l'avvocato. Al di là dei trionfalismi, il Napoli ha fatto quello che doveva fare stasera. Cioè è importante aver portato a casa i 3 punti, perché comunque si avvicina al Milan, blinda la zona Champions, che farà la differenza anche nella programmazione della prossima stagione. Però vedo un trionfalismo dopo che ha battuto il Verona all'ultimo minuto, e oggi il Torino giocando bene, però comunque era il Torino. Adesso non è perché è arrivato da Aversa. Ma poi ha rischiato di essere rimontato il Napoli. Sì, ma poi non è che è arrivato da Aversa, adesso il Torino ha finito i suoi problemi, non me ne vogliono i tifosi del Torino, però ha fatto una buona partita domenica scorsa, ma oggi, lo diceva anche bene Pedulla prima, ha completamente sbagliato l'approccio. Quindi ecco, sicuramente ha passato 2 mesi, forse anche di più, a lagnarsi di tutti gli infortuni, che poi io non credo che sia solo sfortuna, perché forse sono stati contati 37 infortuni, ed oggi dice che non si è mai lamentato degli infortuni. Però Conte fa un po' anche questo, però dall'altra parte ha tenuto il gruppo unito, perché lo vediamo comunque anche nelle esultanze del gol di Lukaku. Sì, avvocato, ma il gruppo lo può tenere unito, però senza raccontare cose diverse rispetto alla sua narrazione degli ultimi 2 mesi. Io lo dico da estimatore di Conte, anche perché i 37 infortuni in gran parte si sono verificati o sono stati causati dal suo gruppo di lavoro, per cui dovrebbe intanto spiegarci come mai ha fatto questo record. E poi io vorrei non essere nei panni di De Laurentiis, perché se De Laurentiis o a De Laurentiis avessero detto che a marzo ci troviamo a lottare soltanto per un piazzamento Champions dopo tutti i soldi che gli ha fatto spendere anche Conte, perché sono richieste di Conte, e cioè la cosa legata alle 2 richieste più importanti di gente che non c'è più, Luca e Noah Lang, per me lo rende questa cosa indifendibile. Cioè, parliamo di 70 milioni circa, va bene, lui può chiedere ciò che gli pare, ma hai usato l'alibi degli infortuni. Invece io pensavo che magari stasera sarebbe stata l'occasione giusta per dire: vi spiego come mai abbiamo avuto tanti infortunati, probabilmente ho sbagliato qualcosa anch'io, o il mio gruppo. Quindi il suo gruppo per me è Conte. Come Conte giustamente è il punto di diamante, è la punta di diamante del suo gruppo, del suo staff, allo stesso motivo credo che debba essere una partita di andata e ritorno. Cioè non è quando ti devi prendere i meriti va bene, se non ti devi prendere i meriti non va bene. Giustamente ascoltavo da studio come farà adesso a motivarli, li dovrà motivare, perché ha degli scontri diretti. Sono d'accordissimo su quanto dicevano i nostri amici dallo studio di Milano, però tutto il resto non va bene, perché prima di fare degli investimenti a questi livelli Conte De Laurentiis credo che ci penserà 15.000 volte. Controprova, senza rafforzare la squadra, con la squadra dell'anno scorso il Napoli non avrebbe lottato per andare in Champions? Io penso di sì, e avrebbe risparmiato qualche centinaio di milioni. Infatti io quando dicevo che non è sfortuna intendevo proprio quello che stava dicendo Pedulla adesso, insomma. Quindi 37 infortuni adesso, però non può essere solo sfortuna, insomma, c'è proprio un errore dietro di preparazione. Però Vincenzo, lo dicevamo anche ieri in conferenza stampa, quindi quando si ha l'occasione di avere un faccia a faccia con Conte, e solitamente nei post gara e a livello europeo, quando c'erano le gare di Champions League, perché sono obbligatorie le conferenze stampa, altrimenti il club viene multato, non si ha un confronto sulla questione infortuni, cioè non viene mai trovata una motivazione per cui il Napoli sia stato colpito da così tanti infortuni, che penso sia anche un record a livello europeo, perché il Napoli non è l'unica che ha avuto un calendario così fitto in Europa, lo ricordiamo. Sì, atteniamoci a quella che è la fredda cronaca, andando a raccontare quelli che sono stati effettivamente i momenti di confronto rispetto a questa tematica. Ecco. Sono arrivate domande dalla stampa italiana, in Champions League anche dalla stampa estera rispetto al discorso infortuni. Antonio Conte
da un lato si è affidato al metafisico, parlando comunque di una sfortuna che ha caratterizzato in maniera costante il discorso infortuni in Napoli, e in qualche altra occasione arrivando a mandare la palla nel campo dello staff medico, rigirando quindi le domande che arrivavano proprio allo staff medico. Testuali parole: andate a chiederlo ai medici, perché rispetto a queste questioni di volta in volta diceva non posso addentrarmi perché non è il mio campo di competenza. Raramente poi sono arrivate anche delle risposte, diciamo sibilline, da parte dello stesso staff medico, per lo più a quelli che sono i canali ufficiali della società, dove sono arrivate parole del senso: bisogna andare tutti dalla stessa parte, altrimenti è complicato. Quindi questo pallone in effetti poi è stato rispedito, se vogliamo, anche allo staff tecnico, tracciando la linea, una spiegazione per quel che riguarda il numero di infortuni, o comunque quella che è stata la gestione, se vogliamo, o la spiegazione semplicemente per il discorso di perché sono arrivati in maniera così importante, propriamente non c'è stata. Possiamo dire che da un lato, e qui facciamo ancora fredda cronaca, non c'è la prova oggettiva del contrario, nel senso che se volessimo attenerci a prove scientifiche non arriva un nesso causa-effetto a dire questo nella preparazione o questo nella gestione ha determinato gli infortuni. È pur vero però che ci si può affidare alla casistica storica nel mondo del calcio, ed effettivamente, se si guarda quella che è la storia contenuta negli almanacchi, 37 infortuni sono effettivamente troppi, tali da imporre almeno una riflessione su quelle che sono state gestione e metodiche di lavoro operate. E tra l'altro, Alfredo, è importante il passaggio che ci ribadiva Vincenzo Credendino, che ad un certo punto Conte è come se prendesse le distanze dallo staff tecnico, che però è il suo staff tecnico. No, medico, scusami Deborah, Io se credo ho che- detto tecnico ho sbagliato, volevo dire medico, ok. Sì, Perfetto, sì, ok. No, lo staff medico è giusto che risponda, ma quando si rompono i medici possono anche chiedergli: scusami, ma perché li hai rotti tutti? Cioè, lo staff medico ti può piacere o non ti può piacere, perché magari deve rientrare 15 giorni prima e rientra 15 giorni dopo. Questo è un discorso interno, ed io non entro all'interno di questo argomento, ci mancherebbe pure, per una questione di correttezza è un problema loro, se c'è insoddisfazione io non posso entrarci, ma prima dello staff medico c'è lo staff che lavora programmando una stagione, programmando quello che devi fare in ritiro, programmando tutte le situazioni che ti devono portare a stare in forma prima, a stare in forma dopo. Poi c'è questa mania della Champions, e mania nel senso che è un'ossessione, un incubo. In Europa purtroppo Conte fallisce, questo non è una critica nei suoi riguardi, ma è la storia. Quindi io non ti escludo che abbiano potuto anticipare determinate cose per essere brillanti da subito, hanno spaccato tutto. In Europa io ci tengo a dire una cosa, perché altrimenti io vedo che poi certe domande non vengono fatte. Il 30° posto in Europa, in Champions, non può essere giustificato mai dagli infortuni. Mai. Perché ci sono stati dei momenti in cui, per esempio, ad Eindhoven non c'era l'emergenza degli infortuni, cioè non c'era l'emergenza a questi livelli, agli ultimi livelli, hai perso 6-2. Ma di cosa stiamo parlando? Hai perso partite incredibili e l'infortunio non c'entra nulla. Per arrivare ai 30° potresti giocare anche con la Primavera e arrivi 30°. Questo per dire che non è giusto dal mio punto di vista ogni volta trovare degli alibi e non dire magari dopo un'eliminazione dalla Champions è colpa mia, ho bucato la stagione, per l'ennesima volta in Europa ho fallito. Mi sarei aspettato questo da Conte. Ha parlato Geda anche Elmas e dice: dobbiamo raggiungere la Champions League, la scoperta dell'acqua calda. Vabbè, infatti, ma guarda, quello che dice Alfredo è assolutamente giusto, è vero. Sul discorso tra lo staff tecnico e lo staff medico, cioè lo staff medico non è responsabile per gli infortuni della squadra, lo staff medico è responsabile per il recupero. Semmai devi andare magari a fargli magari un qualcosina sul discorso di quanto tempo può recuperare o meno un giocatore, però sul fatto degli infortuni non può assolutamente fare riferimento allo staff medico. Poi io sono assolutamente d'accordo su un'altra cosa che dice Alfredo. Penso che assumersi la responsabilità è anche sinonimo di grande allenatore, di avere la personalità di dire va bene, ho sbagliato. Sappiamo poi la storia di Antonio Conte, nonostante sia un grande allenatore,
che comunque purtroppo in Champions ha un cammino veramente deludente. Lo sappiamo questo, però voglio dire, non è quello che poi secondo me lo qualifica come bravo o scarso, perché dove è andato comunque ha vinto, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Poi quando sento parlare infatti lui che poi magari si attacca a un qualcosa piuttosto che all'altra, secondo me per il livello che ha raggiunto, per la sua grande autorevolezza, secondo me io trovo per me sbagliato. Sbagliato perché secondo me lui è un grande allenatore e il grande allenatore si assumono la responsabilità di una cosa o dell'altra, quindi non solo quando le cose vanno bene, allora oddio, tutti che salgono sul carro, no, quando le cose vanno male uno bisogna fare un'autoanalisi e dire Certo. ok, questo non abbiamo fatto bene e probabilmente è anche colpa mia. Quindi sul discorso dell'infortunio, per finire, sicuramente c'è un qualcosa che non è andato e probabilmente magari non spiegare, definitivamente che magari non sappiamo che cos'è, Deborah, però non nascondersi dietro le cose, dire boh, non so perché, non so come, non so. No, quello no, perché alla fine la gestione è sua, è del suo staff, Certo. non di altri. Quindi secondo me in quel livello lì di un allenatore del genere, un grande allenatore, ribadisco sempre, secondo me va assunto anche la responsabilità e se la stagione non va bene non sono colpa di Tizio o di Caio. Purtroppo il capo, il leader della sua squadra è lui. Vincenzo, prima di salutarci, live da Napoli, dopo Napoli-Torino 2-1, ci sono altre dichiarazioni post gara? Ce n'è una in conferenza stampa da parte di Antonio Conte che credo possa essere assolutamente di interesse proprio perché si va ad inserire su quanto stavamo dicendo poc'anzi. Interrogato sull'infortunio occorso ad Antonio Vergara ha risposto non so, ha sentito pungere sotto il piede, sicuramente qualcosa di nuovo che si va ad aggiungere ad una lunga casistica. Secondo me su quest'anno va fatto un grande studio, una pubblicazione medica. Va fatto un grande studio, perdonami, non ho Una capito. pubblicazione. Ah, una Medica. pubblicazione. Medica. Una pubblicazione medica. Sì, un unicum, quindi uno studio mai successo nella storia. Va bene, grazie, grazie Vincenzo. Per chiudere su Conte, Deborah, Serviva di studiare, insomma. Cioè, Grazie a voi, buon proseguimento. assolutamente. Intanto salutiamo, grazie Vincenzo. Buonanotte. Prego, avvocato. Ciao ragazzi, amici azzurri, bentrovati. Prima di iniziare voglio farvi una domanda, come sempre, da tifoso a tifosi. Che cosa ne pensate della trasmissione televisiva del dopo partita, dopo la vittoria del Napoli contro il Torino allo Stadio Maradona? Vi ha convinto l'analisi fatta in studio, oppure avete avuto la sensazione che non sia stata raccontata fino in fondo la prestazione di una squadra che, pur tra mille difficoltà e assenze pesanti, continua a portare a casa punti fondamentali, perché il Napoli batte il Torino 2-1 al Maradona, grazie ai gol di Alisson Santos ed Elmas, e conquista 3 punti che pesano tantissimo nella corsa al vertice e nella consolidata zona Champions. Non una partita semplice, non una partita perfetta, ma una gara gestita con carattere e con grande spirito di sacrificio. Andiamo allora con le pagelle degli azzurri. Milinkovic-Savic 6. Qualche piccola incertezza su palloni apparentemente semplici, ma quando il Torino prova davvero a far male, lui risponde presente, trasmette sicurezza e nei momenti delicati si fa trovare sempre pronto. Juan Jesus 6,5. La sua seconda, o forse terza, giovinezza continua. Mancino adattato sul centro-destra della difesa, ma se la cava con esperienza e personalità. Conte gli chiede equilibrio e attenzione e lui risponde presente. Nel finale salva anche una situazione che poteva diventare molto pericolosa. Buongiorno, 6. Guida una linea difensiva composta praticamente da mancini e lo fa con autorità. Il duello con gli attaccanti fisici del Torino è intenso e spesso vinto grazie alla sua struttura fisica. Peccato per una piccola disattenzione sull'azione del gol Granata. Olivera, 6, ancora adattato al centro della difesa, ruolo che conosce bene anche con la nazionale uruguaiana. Non brilla, ma porta a casa una prestazione solida e senza grossi rischi.
Politano 7. Finalmente si rivede il Politano determinante, ritrova brillantezza fisica e torna a essere un punto di riferimento offensivo. Si muove tra fascia e centrocampo, dialoga con i compagni e regala anche uno splendido assist di testa per il gol del 2-0 firmato da Elmas. Nel finale entra Mazzocchi, senza voto, giusto il tempo per dare qualche cambio di passo sulla corsia. Gilmour 6. Non è Lobotka e si vede soprattutto nella gestione del ritmo. I suoi passaggi non hanno la stessa precisione millimetrica dello slovacco, ma l'impegno non manca mai. Si mette a disposizione e svolge il suo lavoro con ordine. Elmas 7. Con l'assenza di Lobotka si prende più responsabilità e sembra quasi divertirsi. Corre, si inserisce, prova a costruire gioco. Quando nella ripresa si alza qualche metro diventa decisivo. Il gol del 2-0 è bellissimo e pesa tantissimo sull'economia della partita. Spinazzola 7, il solito treno sulla fascia sinistra. Sembra non stancarsi mai, parte sempre al momento giusto, arriva spesso prima degli altri. Una risorsa preziosissima per Conte. Dal 25esimo della ripresa entra Gutierrez 6. Quando c'è da amministrare il vantaggio lo fa con attenzione e disciplina. Vergara 5. Serata complicata. I giovani, anche i più talentuosi, hanno bisogno di rifiatare. Non trova mai il ritmo giusto e poi arriva anche un problema fisico che lo costringe a uscire. Dal primo minuto della ripresa entra Anguissa, 6,5. La sua presenza in mezzo al campo si sente subito. Porta fisicità, recuperi e ordine. Alisson Santos, 7. Basta un minuto per far capire tutto il suo talento. Prima inventa un assist fantastico per Olivera, salvato da una grande parata di Paleari. Poi si crea da solo lo spazio per il destro, che vale l'1-0. Nella ripresa sfiora anche un'altra rete con azioni simili. Qualità e fantasia allo stato puro. Nel finale entra De Bruyne, 6,5. Pochi minuti ma di grande qualità, come nella sua storia. Højlund 6. Non trova il gol, ma fa un lavoro enorme. Corre, lotta, prende botte e non smette mai di pressare. Esce dal campo con la maglia completamente bagnata di sudore e qualche livido. Il sacrificio non gli manca mai. Nel finale entra Lukaku senza voto. Antonio Conte 7. Gestione intelligente delle rotazioni, soprattutto con i rientri di alcuni giocatori. Dal punto di vista tattico si vedono intuizioni interessanti e la squadra, pur non brillando sempre, resta compatta e concentrata. E allora il commento finale è questo. Il Napoli continua a vincere anche quando non domina, anche quando deve adattarsi alle assenze e agli infortuni. È il segnale più importante, perché nei campionati lunghi e logoranti contano i punti, ma contano anche la mentalità e la capacità di restare dentro la partita fino alla fine. Questa vittoria contro il Torino è cruciale per il resto della stagione. Rafforza la posizione in classifica, consolida la zona Champions e manda un messaggio chiaro alle rivali. Questo Napoli non ha alcuna intenzione di mollare. Io mi fermo qui. Se vi è piaciuta questa analisi mettete un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti, analisi delle partite, dibattiti, commenti del dopogara e tutte le notizie che riguardano il Napoli. Ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli sempre!